Buongiorno ragazze, sono Maria di Creative Mami. Oggi un tutorial differente, super speedy. Realizzate con me questi biscotti a forma di cuore super veloci allora? Via che si parte, servono delle formine a forma di cuore. Marmellata di ciliegia in questo caso, oppure anche di fragola. Un rosso d'uovo oppure ancora del latte. 2 rotoli di pasta sfoglia. Cominciamo a creare la base dei nostri biscotti a forma di cuore. Ho utilizzato la formina più grande. Con la seconda pasta sfoglia creo ancora dei cuori delle stesse dimensioni e poi, aiutandomi con una formina più piccola, vado a creare un altro cuoricino al loro interno, in questo modo. Prepariamo la teglia con la carta forno e sopra andiamo a mettere i primi cuoricini che andremo a spalmare con la nostra marmellata. Ho posizionato poi la seconda formina di pasta sfoglia, vedete? Ho messo ancora un po' di marmellata al suo interno. E ho posizionato il cuoricino leggermente sopra il biscotto. Infine ho ricoperto i miei biscotti, in questo caso con il latte oppure ancora con dell'uovo. E poi in forno a 180 gradi per circa 20 minuti. È veramente una ricetta last minute per stupire i nostri amici e le persone a cui vogliamo più bene. Potrete poi anche spolverarli con un po' di zucchero a velo se vi piace. Ed eccoli qui, sono buonissimi i miei biscotti. Adesso vi saluto, ciao e al prossimo tutorial!